Start dallo chalet Novezza, destinazione il rifugio telegrafo. Andiamo a destra. Qui andiamo a sinistra. Qui al baito Novezza andiamo a destra. 2 ore. Qui spiana un po'. Qui andiamo a destra, in quanto i 2 sentieri si riuniscono poco più avanti. Seguiamo i paletti e andiamo a sinistra. Ripido. Continuiamo per Tornantini. Qui a deviazione andiamo a sinistra. Qui andiamo dritti. Attenzione alle ortiche. Tra un po' si ricomincia a salire. Tra poco altra salita. Torna il sole. Attenzione a un tratto un po' accidentato. Attenzione. Ripido. Bello impegnativo. Mare di nebbia. Ripidissimo. Andiamo a sinistra. Proseguiamo in costa. Non finisce mai. Ennesimo tratto ripido. Ultimissimo tratto di salita. Quasi arrivati al bivio. Continuiamo a sinistra. Finalmente in cresta al Monte Baldo. Andiamo a destra. Eccoci al passo. Ed eccoci arrivati al rifugio telegrafo. E vai. Poco meno di 2 ore e 45 minuti. In alto la cima del telegrafo. Il rifugio. Vai, puoi risultare la barra grandissima. E vai, brava. La chiesetta. E allora, signorina Babi, cosa ne pensa di questa escursione a rifugio telegrafo? Beh, posso definirla un'escursione veramente difficile. Abbiamo fatto tutti e due molta fatica, anche perché oggi è una giornata caldissima, la più calda veramente dell'anno. E quindi abbiamo sudato tantissimo, abbiamo bevuto tanto, quindi se la fate d'estate io consiglio di portarvi tanta acqua ma anche tanti sali minerali, perché sudando tanto avete bisogno di integrare continuamente. Ce l'abbiamo fatta,
quindi siamo contenti, siamo soddisfatti. Che dire, se vi piace scalpinare e fare veramente tanta fatica, io ve lo consiglio. Non lo consiglio per i bambini perché dopo un'oretta secondo me sarebbero troppo stanchi. L'ultimo pezzo è veramente difficile. Beh, c'è la funivia però. Volendo c'è la funivia, quindi se non ce la fate, vabbè, per scendere prendete la funivia, è un escamotage così. Adesso che dire, ci siamo riposati una bella oretta, abbiamo mangiato, adesso scendiamo con calma sempre e stando attenti naturalmente a tutto il sentiero. Mandy! Rientriamo dallo stesso percorso d'andata. Qui andiamo a destra. Scendiamo con attenzione. Qui facciamo attenzione e andiamo a destra. Pezzo marcio quasi terminato. Fine del tratto impegnativo. Adesso torniamo alla macchina. Brava Barbara, anche stavolta ce l'hai fatta. E vai!